Spero a chi non è sardo di vedervi in Sardegna da turista, sarete tutti graditi, noi siamo molto ospitali. Con questa mostra, questa fiera di turismo, la Sardegna e Vetrina sono state storia d'Italia. È una grande opportunità per noi, ne abbiamo bisogno, dateci la mano d'aiuto, perché la Sardegna è piccola, è un'isola, abbiamo qualche difficoltà, certo negli accessi, perché sapete che d'inverno qualche problema di trasporto c'è, li abbiamo tutta volta d'estate, ma è un'isola felice. Siccome lì la Sardegna è un patrimonio italiano, non è solo isolano, sentitela come vostra, questo mi dà uno, è un patrimonio di tutti la Sardegna, dei sardi, e noi siamo grati a Firenze che ci dà questa opportunità di farci conoscere gli italiani nel mondo. Grazie a tutti. Un attimo. All'appuntamento così importante, perché Firenze comunque è sempre una città dell'arte, noi abbiamo tant'altro da poter condividere con questa regione che tra l'altro ci ha visto nei millenni con gli Etruschi, i nostri scambi Sardegna e Toscana sono scambi che fanno proprio nei tempi lontani. E posso sottolineare, non posso fare una sviolinata, è la prima volta in 6 anni che un assessore al turismo decide di venire qui a inaugurare l'opera. Questo per me è un grande orgoglio, ma soprattutto è la consapevolezza che siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Io onestamente da 40 anni mi occupo di archeologia e di mitologia. Ma questa volontà, questa espressa decisione dell'assessore di partecipare vuol dire che sente anche lui con la stessa religione, con la stessa passione, con lo stesso entusiasmo che ci lega per portare avanti la Sardegna e portarla nel mondo. Grazie alla vostra presenza. Io sono qui per promuovere la quinta Blue Zone al mondo. Noi siamo 5 Blue Zone al mondo, ma in Sardegna insiste il maggior numero di centenari. Io sono qui per promuovere a tavola, bevete un bicchiere di vino che vi vende 100 anni. Non mette al limite la Noi abbiamo guadagnato 10 ormai sono diventato pochi, 100. Siamo già a 300 anni, allora. Grazie. No, era doveroso invece dire due cose. Perché loro sono qui? E sono qui perché domani io tengo una comunicazione su giganti e fate nella Sardegna antica e loro saranno il mio gruppo d'appoggio, cioè l'anno scorso abbiamo fatto un esperimento e parlando di spiriti e dei nella Sardegna preistorica è stato qui il grande maestro Luigi Lai. Ora c'è un altro pezzo con le Launeddas. Dobbiamo dire una cosa puntuale e precisa. La prima è questa. Non dimentichiamoci mai da sardi che il canto a tenore è patrimonio immateriale dell'UNESCO, dell'umanità, sotto tutela dell'UNESCO. E questa è stata una grandissima conquista avvenuta circa 15 anni fa. La seconda, non è un caso che il gruppo sia un gruppo a tenore di Oniferi. Perché Oniferi? Perché Oniferi ha lasciato all'interno delle sue espressioni culturali, nelle sue Domus Deianas, rappresentazioni che poi sono state riprese durante il megalitismo 5.000 anni fa dai sardi del Sarcidano e riproposte nelle loro statue menhir. Questo è un modo di relazionare parti diverse di Sardegna e, tornando a quanto diceva prima l'assessore, relazionare la Sardegna significa portare una Sardegna ramificata e soprattutto una grande rete di culture e metterle a disposizione poi anche delle istituzioni per farne delle altre cose come uno scenario come questo. Volevo ringraziare di questo Piero Prunetti, il direttore di Archeologia Viva e del Turisma, perché è stato straordinariamente sensibile infilare all'interno di un programma così fitto di avvenimenti. Ci sono i più grandi archeologi d'Europa qui presenti e la cosa eccezionale qual è? Che è per la prima volta che della musica interviene all'interno di comunicazioni importanti al grande auditorium
ed è questo per noi un motivo incredibilmente di orgoglio, perché non bastano le parole, non bastano le immagini di un grande Nicola Castangia, abbiamo bisogno anche dei suoni, perché ci aiutano a parlare. Sì, certo, musica senza tempo. Scusate. Perciò a maggio 2022 Uniferi farà parte del grande progetto, per la prima volta nella storia della Sardegna, della prima fiera di archeologia in Sardegna, dove porteremo il mondo da noi.